Si tratta di costruzioni storiche, storico-testimoniali nei Colli Iberici. I tre autori hanno avuto la passione di portare avanti questa iniziativa di ricerca, ma anche di fare un servizio pubblico facendo riscoprire queste importanti strutture che avevano chiaramente un'architettura povera e quindi un servizio all'agricoltura, un servizio alle attività che si facevano sul territorio con la pietra tenera tipica dei Colli Iberici, ma altrettanto importanti come strutture ed edifici rurali, tutelati peraltro dal piano d'area dei Colli Iberici. Allora, il titolo riguarda delle costruzioni in pietra a secco che sono presenti nei Colli Iberici meridionali, quindi provincia di Vicenza, e esclusivamente lì con quelle tipologie che poi illustreremo. Sono state costruite da contadini tra la fine del Settecento e i primi decenni del secolo scorso, quando hanno praticamente recuperato dei terreni prima incolti e hanno quindi bonificato la terra, hanno asportato tutte le pietre che c'erano nel campo e le hanno utilizzate sia per costruire i muretti a secco, sia le rive terrazzate per le coltivazioni e poi per costruire queste capanne per usarle come ricovero degli attrezzi per riparo temporaneo e per custodire piccoli animali. Quelle che noi abbiamo studiato sono una sessantina circa, con diversi stati di conservazione, perché essendo a secco e non essendo più utilizzate da un secolo praticamente, purtroppo sono destinate, se non si interviene con una manutenzione, a crollare, quindi le perderemmo. Una ricerca che con altre persone, soci del Club Alpino Italiano della sottosezione di Noventa, stiamo conducendo sui Colli Iberici per censire e studiare tutte quelle opere dell'uomo che riguardano l'archeologia proto-industriale, quindi i mulini, oppure l'archeologia rurale, fontane, pozzi, ghiacciaie, e abbiamo inserito anche i casotti. I casotti hanno avuto la priorità perché sono quelli più delicati che meritano di essere conosciuti e tutelati.